cenno. Due squadre in salute, una non ha bisogno di presentazioni, è ormai da anni tra le big del campionato e nelle ultime 2 stagioni si è spinta fino alla finale scudetto. L'altra sta vivendo probabilmente il miglior periodo delle sue 4 stagioni di Serie A e per la prima volta è seriamente candidata ad assicurarsi un posto playoff. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la 15ª giornata, la seconda di ritorno del campionato di Serie A Fables. È Audace Calcio a 5 Verona, Tiki Taka Francavilla. Le rossonere di Andrea Rossi, dopo un girone d'andata brillante dal punto di vista del gioco ma povero di risultati, hanno cambiato marcia nel nuovo anno, hanno fatto soffrire l'ex capolista Kickoff e poi hanno travolto a domicilio la Mezza e VIP, ottenendo anche per la prima volta la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia. Le giallorosse di Luca Chiavaroli sono sempre lassù nelle prime posizioni della classifica, hanno vinto 9 partite su 13, 5 delle ultime 6 giocate e dopo lo stop contro il Bitonto hanno ripreso la loro marcia con 2 vittorie convincenti su Lazio e Atletico Foligno. Andiamo alla lettura delle formazioni a disposizione dei due tecnici, con l'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi, con il 2 Pomposelli, 5 Verdù, 7 Persiano, 9 Arakawa, 10 Decao, 11 Zandonà, 12 Giulia Ferreira, 14 Ficetto, 21 Maretti, 22 Zardini, 28 Biasiolo, 33 Morosini, per un Audace che oggi deve fare a meno della squalificata De Angelis e delle indisponibili Puttov e Vittorelli. Dall'altra parte il tiki-taka di Luca Chiavaroli, che invece deve rinunciare sempre per squalifica a Ana Soldevia, con il numero 1 Duda, 5 Prenna, 7 De Siena, 8 Bertè, 10 Zinni, 11 Bettioli, 14 Ortega, 17 Guidotti, 18 Ricci, 20 Carpineta, 22 Marcelli, 23 Butima. La terna arbitrale oggi presente al Pala Lupatotina: il primo arbitro Carlotta Filippi della sezione di Bergamo, il secondo Amedeo La Calamita di Bari, al crono Denis Precai di Treviglio. Audace dunque che si presenta al match con 2 vittorie consecutive. Attualmente la formazione di Rossi è all'8° posto con 13 punti conquistati, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Dall'altra parte il Tiki Taka è quarto nel grande gruppo, nella folto gruppo delle battistrada, molto vicino comunque alla vetta, 29 punti, 9 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, con 52 reti fatte. È il terzo miglior attacco ed è anche la terza miglior difesa con 29 subite. Appunto 2 squadre reduci da 2 successi consecutivi, Audace esterni a Lamezia e a San Martino di Lupari contro la VIP dell'ex tecnico rossonero Kim Serandrei. Il tiki-taka invece dopo la sconfitta di Bitonto 6-3, 2 vittorie casalinghe contro Lazio 4-2 e Atletico Foligno 5-2. È tutto pronto, nel primo tempo attaccherà da sinistra a destra Audace con il completo nero, la divisa di casa con dettagli rossi in bianco da destra a sinistra. Il tiki-taka di Luca Chiavaroli, primo possesso, il primo pallone l'ha fatto rotolare Audace Calcio a 5 Verona, che subito sulla pressione della formazione abruzzese va a rifugiarsi, per così dire, da Marta Verdù, e il portiere spagnolo che rilancia dunque fuori e dopo solamente 10 secondi di gioco ha recuperato palla, una rimessa laterale proprio davanti alla panchina rossonera. Il tiki-taka, lo scambio tentato tra De Siena e Butima, la palla troppo lunga, Maretti dall'altra parte corre sul rilancio di Verdù e fa partire la prima conclusione verso la porta, senza però inquadrare quella di Duda. Lo scambio in precedenza era tra Butima e Eva Ortega, non De Siena, che non è in campo in questo avvio di gara. Ci sono, nel frattempo attenzione, va a terra Giulia Ferreira, non c'è fallo secondo la coppia arbitrale. Decao in qualche modo verso Giulia Ferreira, fermata nella morsa di Bettioli e Butima, ancora verso Butima, il vantaggio del tiki-taka dopo 48 secondi di gioco. Si sblocca subito il match del Pala Lupatotina, la dedica verso la tribuna di Sara Butima, la classe 95, che trova dunque la 13ª rete stagionale. Si conferma miglior marcatrice della formazione giallorossa e dopo 48 secondi il tiki-taka è già avanti. Recupero palla alto di Butima e Bettioli, è proprio Bettioli che serve laterale largo sulla sinistra. Butima che a tu per tu con Verdù non sbaglia, destro preciso all'angolino basso, nulla da fare per il portiere ex VIP tra le altre. Arakawa quindi subito a reagire, chiamata alla reazione la Dace Verona. Decao, Maretti, di nuovo da Arakawa, la nipponica che gira sulla destra per Giulia Ferreira, ancora dalla 9 centralmente per Decao. Attenzione che si apre lo spazio, non riesce però a raggiungere Maretti. Decao si chiusa bene su di lei, Bettioli ha recuperato poi con l'aiuto di Butima.
Ortega, Adrieli Bertè, ancora verso Bettioli, l'ha sbloccata presto, una gara comunque sulla carta non agevolissima. Attenzione a Bertè che cerca Bettioli, ottima chiusura e anche ottima lettura sia difensiva che offensiva di De Cao, che trova molto bene poi in verticale Giulia Ferreira. Maretti invece va un po' ad imbottigliarsi nel traffico della difesa abruzzese, nella difesa del tiki-taka Francavilla, e dunque recupera palla la formazione ospite. Bertè più o meno all'altezza del centrocampo, la linea mediana del campo. Maretti in anticipo sulla numero 8, classe 95. De Cao ancora verso Maretti in anticipo su Bettioli, di prima verso Arakawa, ancora da Giulia Ferreira. Non gioca male l'Audace in questa via di gara, fa ruotare bene palla e giocatrici. Una lunga fase di possesso, quando poi il tiki-taka riesce comunque ad alzare la pressione, a recuperare palla. Butima in surplus, in attesa Arakawa. Ortega allarga per Bettioli che torna dalla 14, ex Pescara. Ortega riesce con furbizia, con mestiere, ad evitare che il pallone varchi la linea laterale del campo e a far carambolare lo stesso sulle gambe di Elena De Cao. Lascia poi la rimessa a Bettioli che gioca bene con Butima, tiro cross poi che non impensierisce Verdù, e la retroguardia rossonera da parte di Brenda Bettioli, giocatrice classe 90 italo-brasiliana, ex tra le altre Ternana Kickoff al tiki-taka dal 2021, 17 reti lo scorso anno con la maglia della formazione, allora allenata come appunto nelle ultime 2 stagioni da Celi Gagliardo, che appunto per 2 stagioni ha portato la squadra alla finale scudetto, in entrambi i casi persa contro il Bitonto di Gianluca Marzoli, quindi 2 volte vice campionessa d'Italia il tiki-taka. Ultima non controlla la palla, che comunque torna da Eva Ortega, che allarga da Bertè, ancora dalla 14, la 8 con l'esterno verso Butima. Siamo entrati nel 4° minuto di gioco. Butima in una zona in cui non ci sono compagni, dunque può recuperare e far ripartire Arakawa. Marta Verdù Agnon, diciamo siamo entrati nel 4° minuto, rimane lo 0-1 al Pala Rupatotino, Audace Verona 0, tiki-taka Francavilla 1 dopo 48 secondi, quindi all'interno del 1° minuto di gioco il 13° gol stagionale di Sara Butima. Brava Giulia Ferreira a non lasciare andare Bettioli, che l'aveva inizialmente saltata in un primo tempo. Rientra su di lei, guadagna anche con la carambola, la rimessa laterale favorita dal rimpallo, e dunque la rimessa laterale proprio in favore dell'Audace Verona con Giulia Ferreira, l'ex Lamezia, che gioca lungo verso De Cao, spalla alla porta, si allunga un po' il pallone, non riesce a tornare dalla 12, ha recuperato Bettioli che ha già fatto pervenire il pallone a Sara Butima. Eva Ortega cerca nuovamente il suggerimento filtrante centrale per Bettioli, aveva capito tutto, aveva intercettato Arakawa, che poi ha cercato di lanciarsi allungandosi troppo il pallone, recuperato da Duda, è ripartito velocemente tiki-taka molto bene in pochi tocchi da Butima, che salta sterzando De Cao, palla sulla sinistra per Bettioli che cerca nuovamente sulla destra verso il secondo palo Bertè, può ripartire De Cao che salta di slancio Ortega, attenzione alla palla ancora per De Cao che vince il rimpallo con Duda sull'uscita forse avventata, forse poco decisa del portiere giallorosso, poi però non riesce a superare la guardia di Bettioli e a far pervenire il pallone a Giulia Ferreira, che sarebbe stata tutta sola a poter depositare nella rete sguarnita. Maretti cerca il movimento di portarsi il pallone sul piede debole per andare a calciare, viene fermata, raddoppiata, e il tiki-taka può nuovamente distendersi nell'azione di possesso. Eva Ortega lungo per Bettioli che va centralmente per Butima, ancora Sara Butima, doppietta al 5° minuto, 2-0, tiki-taka sulle ali del proprio miglior marcatore Sara Butima, 2-0. Un po' sorpresa questo raddoppio del tiki-taka in una fase in cui l'Audace cercava di mettere la testa fuori e di costruire chance importanti per avvicinarsi quantomeno al pari e rimettere in discussione la gara. Dall'altra parte azione quasi in surplus, quasi senza far fatica del tiki-taka, con attenzione nel frattempo a Ferreira che cerca di andarsene, la ferma De Siena appena entrata in campo, subito la prima giocata difensiva, in questo caso fallosa su Giulia Ferreira. E dicevamo dunque quasi un'azione in surplus con il suggerimento centrale di Bettioli per Butima.
che all'improvviso, a sorpresa quasi, ha calciato con il destro in diagonale, la palla che ha dato un bacino al palo, alla base del palo alla destra di Verdù, trafitto dunque prima la propria sinistra poi la propria destra e 2 volte costretta a capitolare sulle stoccate precisissime di Sara Butimalex, tra le altre Falconara, ultima esperienza, prova Zandonà, tentativo telefonato direttamente su calcio di punizione, non ha problemi Duda a fermare in 2 tempi la conclusione, portiere brasiliano, classe 99. De Siena, palla indietro nuovamente da Brenda Bettioli, De Sousa con Butima che torna proprio dalla 11, che allarga verso Guidotti. Ancora da De Siena, gioca bene il tiki-taka in questo momento della gara, anzi dall'inizio della gara a dir la verità, con grande tranquillità. Attenzione a De Siena calcia, poi Guidotti che va vicina alla quinta rete nel proprio campionato, una l'aveva realizzata anche nella 7-1 della gara d'andata della seconda giornata ai primi di ottobre, nel primo weekend di ottobre al Pala Rigopiano. Bella azione veramente pregevole del tiki-taka. Nel frattempo Verdù può rilanciare Arakawa, riparte l'Audace Verona con Arakawa ancora, fermata da Bettioli fallosamente, il secondo fallo di questa partita, il fallo di Brenda Bettioli su Nanako Arakawa. Veloce ripartenza dell'Audace Verona direttamente dopo la presa, il recupero, uscita di Verdù sugli sviluppi del corner. Precedenza lo stesso portiere spagnolo, era stato bravissimo a respingere la conclusione appunto di Guidotti sull'assist di Rebecca De Siena. Vicino al tris il tiki-taka, mentre invece ora l'Audace Verona ad usufruire di questo calcio di punizione interessante quando mancano 14 minuti e 23 secondi all'intervallo. Parte Pomposelli, spara lei, la deviazione doppia e poi Arakawa che non riesce a coordinarsi nel migliore dei modi per dare forza alla propria deviazione sul rimbalzo. Occasione per l'Audace Verona sugli sviluppi di palla ferma. Nel frattempo la trattenuta, l'ostruzione di Giulia Ferreira su Rebecca De Siena, che dopo aver ceduto il pallone cercava di tornarne in possesso, di suggerire il passaggio in profondità alla compagna, fermata fallosamente. Il primo fallo dell'Audace Verona, il fallo commesso da Giulia Ferreira dos Santos, è proprio lei che va a calciare in diagonale col mancino da posizione abbastanza lontana dalla porta di Duda, che non viene né impensierita né sorpresa alla conclusione della 12. Ha segno già 3 volte in stagione, una anche nel match di 2 settimane fa sul campo della sua ex squadra, con cui ha realizzato più di 100 reti in 4 stagioni, prima appunto di arrivare in rossonero la scorsa estate. Ha recuperato palla Zandonà sul tentativo in verticale, gran palla poi ancora di Zandonà verso Arakawa, grande almeno nell'intenzione nel servire con uno scavetto lungo, alto Nanako Arakawa, palla troppo lunga, protegge l'uscita Duda. De Siena va indietro da Eva Ortega, si muovono le giocatrici del tiki-taka davanti, la palla lunga nuovamente di Ortega verso De Siena, troppo lunga, e la palla che dunque arriva direttamente tra le braccia di Marta Verduagnon. Pomposelli lavora bene il pallone, larga e riceve nuovamente da Arakawa. È entrata nel frattempo anche Anna Lucia Prenna sul parquet, la classe 2002. Zandonà fronte in 1 contro 1 Ortega, la colpisce in pieno, il rimpallo favorisce De Siena. De Siena si porta il pallone sul destro, De Siena calcia. Buona occasione per il tiki-taka, De Siena non inquadra però lo specchio della porta. Lungo Verdù, molto bene da Pomposelli, grandissimo l'aggancio della numero 2 del capitano rossonero oggi in assenza di Puttov. Poi calcia Arakawa, colpisce in pieno Eva Maria Ortega Martinez, che dunque concede quantomeno la rimessa laterale all'Audace Verona sul lato destro del fronte offensivo rossonero. 12 minuti 25 secondi, Audace Verona 0, tiki-taka Francavilla 2. Pomposelli da Zandonà si lamenta verso il primo arbitro, verso Carlotta Filippi della sezione di Bergamo. Ancora Zandonà in qualche modo cerca di recuperare il pallone, esce benissimo il tiki-taka, sempre con la solita tranquillità, la propria confidenza nei propri mezzi tecnici. Grande squadra, davvero una delle più forti del campionato, appunto nelle ultime 2 stagioni vice campionessa d'Italia, 2 volte sconfitta in finale dal Bitonto.
Zandonà. Giulia Ferreira cerca di azionare il mancino, la palla verso Arakawa, c'è un autentico miracolo di Duda sul tentativo da 0 metri, da 2 passi di Nanako Arakawa. Bella giocata, bella iniziativa di Giulia Ferreira dos Santos, che però sul suo tiro cross non trova la deviazione vincente di Nanako Arakawa, o meglio la trova ma è strepitosa, letteralmente strepitosa la risposta di Duda, distinto sicuramente anche un po' di fortuna, ma la maggior parte io l'attribuirei a una grande capacità di reazione, un grande riflesso. Un grande portiere, Edoarda Carolina Sucek, per tutti ovviamente Duda, che tra l'altro in stagione ha anche realizzato 2 reti nella porta avversaria, oltre appunto ad averne subite poche, perché il tiki-taka è la terza miglior difesa del campionato. 29 reti realizzate, ecco, terzo miglior attacco, come detto in apertura di cronaca. Grande parata dunque di Duda, che dicevamo appunto è andata a segno 2 volte in campionato, in 2 partite consecutive, nella sconfitta di Bitonto, nella vittoria di 2 settimane fa contro la Lazio di Daniele Chilelli. Torniamo in cronaca con Zandonà che recupera palla in zona alta, Nanako Arakawa, ancora Giulia Ferreira che si porta il pallone sul mancino, nuovamente ancora a cercare un diagonale col mancino, col piede forte, e ancora Arakawa che si era fiondata con ottima capacità di lettura della situazione di gioco verso il secondo palo. Stavolta però la deviazione vincente a concedere solamente il corner all'Audace Verona da parte di Eva Ortega, che ora esce e lascia spazio a Brenda De Sousa Bettioli. Calcio d'angolo per l'Audace Verona, questa volta dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero. Pomposelli all'interno, nel cuore dell'area di rigore, ha respinto Prenna. Ancora Pomposelli verso Zandonà, potente con il mancino centrale. Duda respinge, potendo forse partire anche sbucare all'ultimo la conclusione della 11 classe 2004, MVP della scorsa edizione, dell'ultima edizione a dicembre della Supercoppa Italiana Under 19, la vittoria della formazione allenata da Arianna Pomposelli 5-0 sul Bitonto, commentata qui dal Palla Lupatotina. Rimessa laterale per il tiki-taka. Adria Libertè cerca il movimento di Butima, guadagna comunque una rimessa laterale nuovamente. Bettioli, ci stiamo avvicinando alla metà del primo tempo, sempre 0-2 al Palla Lupatotina. La doppietta di Sara Butima al primo e al quinto sta decidendo. Tiki-taka sicuramente squadra più forte tra le due in campo, con maggiori mezzi tecnici. Attenzione a Butima, da posizione defilata non si fa sorprendere sul primo palo Verdù, diciamo squadra sicuramente favorita di questa sfida, anche se l'Audace vive un momento di grande brillantezza psicofisica, di grande fiducia anche nei propri mezzi, guadagnata con gli ultimi 2 grandi risultati di Lamezia e San Martino di Lupari, due grandi roboanti vittorie, 8-3, 4-6 e 7-4. Tiki-taka, c'è da dire anche molto cinica. Attenzione a Butima che sfila, Butima prova a calciare, cerca una via di mezzo tra un tiro e uno scavetto, va poi a lamentarsi all'indirizzo sia di Filippi che di La Calamita. Nessuno dei 2 arbitri però ravvisa la deviazione richiesta dalla giocatrice con la maglia numero 23. Zandonà esce vincente dal duello Bertè, che poi serve bene Bettioli. Su di lei si alza in pressione Caterina Biasiolo ai primi minuti sul parquet, appena entrata in campo la numero 28. Bettioli ancora verso Butima, che prima era sfuggita in modo anche abbastanza inspiegabile ai radar della difesa rossonera, che forse si era un po' disordinata e deconcentrata nel giro di cambi. Butima era sfilata alle spalle della difesa rossonera sul rilancio direttamente di Duda, poi però tu per tu con Verdù ha cercato una soluzione un po' estemporanea con il mezzo scavetto fuori misura, forse anche la deviazione di Verdù, però non ravvisata dai 2 arbitri. Guidotti rientra sul destro, Guidotti calcia bene, si distende alla propria sinistra e va a deviare il portiere con la maglia numero 5, Marta Verdù-Agnon, ex Tiene VIP e Infinity. Attenzione a Bertè, che riesce comunque ad anticipare Zandonà, che avrebbe potuto involarsi. Si può involare ora però, quando ormai Bettioli è già rinvenuta su di lei. Duello tra il numero 11 vinte da quello in maglia bianca, e dunque recupera il pallone, si riporta
in zona offensiva il tiki-taka che cerca di andare e ci entra ora nella metà campo dell'Audace Verona con Arakawa che va a fermare l'azione proprio di Brenda Bettioli, che aveva in un primo tempo saltato, se non vado errato, anche con un tunnel, Eleonora Zandona. 9 minuti e un secondo, Audace Verona 0, tiki-taka 2. Guidotti, Bertè, Bettioli con la suola molto bene da Butti, ma sempre bello da vedere giocare il tiki-taka. Ancora il tentativo di Bertè da posizione defilata con un rasoterra diagonale che va a scorrere lungo tutta l'area di porta, non controllato da nessuna giocatrice, non raggiunto da nessuna giocatrice del tiki-taka Francavilla. Dall'altra parte non raggiunge il lancio di Verdun nemmeno Elena De Cao, e dunque è l'altro portiere Duda, strepitoso in precedenza su Arakawa, nella miglior occasione dell'Audace Verona per dimezzare il passivo e rientrare nel match e portarsi sull'1-2. Biasiolo scavalcare la prima linea di pressione del tiki-taka verso De Cao, che però non controlla nel migliore dei modi, non riesce a tornare dalla numero 28. Malinteso poi anche tra Buttima e De Siena, un pallone fuori misura per la 7 da parte della 23. De Siena che in stagione ha segnato 8 reti, terza miglior marcatrice del tiki-taka, come detto appunto Buttima, che prima di questo match di reti ne aveva realizzate 12, ora è a 14. 9 Bettioli, 8 De Siena. La palla molto bella da parte proprio di Buttima verso De Siena, un bel filtrante, non controllato per questioni di centimetri da parte della 7. Siamo entrati da un minuto nel corso del 13esimo, da un secondo nel corso del 13esimo minuto di gioco. Ancora Buttima colpisce questa volta Verdù e poi Pomposelli da terra che si immola sul tentativo di tap-in da parte di Guidotti. Riparte De Cao che cerca di spezzare il raddoppio portato da Guidotti in aiuto a Bettioli. Molto brava però la stessa Bettioli a fermarla e a fermare l'azione appunto della 10 rossonera, concedendo la rimessa laterale ad Audace Verona proprio davanti alla panchina abruzzese, con Pomposelli che lascia il pallone ad Arakawa che va con il mancino cercando direttamente l'area di porta, con un pallone però che si perde alto sulla traversa, ed è Luca Chiavaroli a chiedere il primo time out di questa sfida quando mancano 7 minuti e 42 secondi al termine del primo tempo. Dicevamo il tiki-taka Francavilla è avanti 2-0 sull'Audace Verona, le reti realizzate dopo 48 secondi e nel corso del quinto minuto da Sara Buttima, reti numero 13 e 14 del suo campionato. Andiamo a dare uno sguardo al programma di questa 15esima giornata, seconda di ritorno della Serie A Fables 2024-2025, programma che si è aperto ieri con 3 vittorie nette casalinghe della Lazio sul Molfetta, 5-1 del CMB Futsal Team sul TNT Royal Team Lamezia, addirittura 11-0, e del Pescara sulla VIP 8-1. Oggi, oltre a Audace Tiki-Taka che è cominciata alle ore 16, alle 15 è cominciata Atletico Foligno Cagliari con il punteggio ancora dai nostri aggiornamenti, il nostro possesso ancora sullo 0-0, alle 18 poi chiuderà il quadro Falconara Kickoff, big match tra appunto l'Ocasa Falconara e la Kickoff ex capolista, reduce però da 2 sconfitte consecutive, che ha visto il proprio scettro, il proprio primato essere eguagliato quantomeno dalla concorrenza, e ieri si è portata con 3 punti di margine il Pescara con la vittoria per appunto, come detto, 8-1 sulla VIP. A riposare è proprio il Bitonto in questa giornata, che è appunto la seconda di ritorno, l'ultima del mese di gennaio. Tornate in campo le due squadre con la rimessa laterale per l'Audace però fatta ripetere da Filippi, con la rimessa fatta appunto ripetere perché De Cao l'ha battuta con il pallone in movimento. Ortega, De Siena e ancora Ortega scambiano ripetutamente le due, allarga poi sulla sinistra per Guidotti, il tentativo di giocata da parte di Bettioli, una bella palla dolce con l'esterno a cercare di servire l'inserimento proprio di Guidotti,
è andata in anticipo Giulia Ferreira, scaraventando poi il pallone verso le tribune, la tribuna del Palla Lupatotina. È stato poi un impatto ginocchio contro ginocchio tra le due giocatrici, tra Giulia Ferreira dos Santos e Alessia Guidotti. A terra entrambe, terra molto doloranti entrambe, speriamo non sia nulla di grave, semplicemente un duro contrasto, un duro contatto, ma che le due giocatrici possano riprendersi. Si è già rialzata Giulia Ferreira con l'aiuto di Elena De Cao. Sanitari invece in campo per la giocatrice del Tiki Taka, ex Montesilvano Pescara. Scambio poi di un 5 ed un abbraccio tra le due, bel gesto di sportività, niente di troppo eclatante, infatti il contatto è semplicemente sullo slancio entrambe, dopo che il pallone era stato toccato, colpito e allontanato da Giulia Ferreira. È stato sullo slancio, appunto, sono entrate in contatto le due giocatrici, non c'è ovviamente fallo, non c'è nulla da segnalare. Nel frattempo è entrata sul parquet anche Giada Zinni, laterale classe 2004, ai primi secondi sul parquet di questa partita. Per lei, che già lo scorso anno è stata capace di realizzare una rete in Serie A. Cerca la giocata poi vicino all'incrocio delle righe, vicino al corner, Eva Ortega, che aveva ricevuto dalla rimessa da Bettioli, non è riuscita a tornare dalla 11. Giulia Ferreira prova a riorganizzarsi l'Audace, che da qualche minuto non sta più costruendo qualcosa di interessante dalle parti di Duda. Pomposelli, lancio lungo verso De Cao, che taglia le spalle di Ortega, poi va però a calciare con un tentativo comunque apprezzabile, salutato dagli applausi del Palla Lupatotina in condizioni di equilibrio più che precario. Non riesce ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Duda, serviva un autentico miracolo anche solo per centrarla, figuriamoci per segnare, per sorprendere l'estremo difensore brasiliano. Si è portata già nella metacampo rossonera, nella metacampo offensiva, il tiki-taka con Bettioli in surplus. Attende Pomposelli, ecco la 11 che cerca di ricavarsi lo spazio per la conclusione, non opta per quella soluzione ma torna indietro da Ortega. Brava Zinni a saltare anche con un po' di fortuna Arakawa a riguadagnare palla per il tiki-taka. Allarga Bettioli verso Bertella, palla dentro, riescono ad allontanare in qualche modo Verdù e De Cao, e poi gran palla in profondità da parte di Giulia Ferreira, troppo lunga però per Pomposelli. Attenzione, fase molto convulsa della gara con capovolgimenti da una parte e dall'altra. Bettioli salta Giulia Ferreira, mette dentro all'indietro per Bertè, ancora Bettioli, il gran tunnel, Bertè, e poi grande recupero da parte di Arakawa. La porta era libera, sguarnita sull'uscita di Verdù. Che giocata comunque davvero d'alta scuola da parte di Bettioli, una giocata straordinaria con un tunnel a Giulia Ferreira con la suola. Era poi andata anche ad anticipare Verdù, a servire Bertè, non è riuscita però a realizzare il tris, il 3-0 per la squadra di Chiavaroli, per il grande recupero di Nanaka Arakawa. Bettioli in condizioni quasi di power play, il tiki-taka con Duda che va ad aiutare la fase di possesso, come spesse volte ne abbiamo visto fare, e dunque come quinto di movimento praticamente Duda in zona offensiva, nella metà campo offensiva, guadagna proprio il pallone, lo riceve da Adria Libertè, difende bene comunque l'Audace, che non lascia molti spazi al tiki-taka, che consolida comunque la popolazione di possesso. Bettioli da Duda, allarga sulla destra per Eva Ortega, ancora Bettioli, questa volta per Bertè, che cerca sul secondo palo Zinni. Ne ha capito le intenzioni De Cao, che va a mettere il pallone in corner. 4 minuti 40 secondi all'intervallo. Bertè, la palla verso Ortega, che ciabatta. La conclusione chiede una deviazione accordata, ravvisata dalla Calamita, anzi no, anzi sì, indicava il metacampo, o meglio la direzione in cui attacca l'Audace. La Calamita, forse confondendosi, ha invece concesso la rimessa laterale al tiki-taka. Ortega cerca il pallone un po' complicato per Bettioli, un filtrante rasoterra che non scavalca la guardia di Pomposelli. Nel frattempo, a 4 minuti e 19 secondi è questa volta Andrea Rossi
a chiedere il time out, dunque si esauriscono i time out a disposizione dei due tecnici. Prima l'aveva chiamato Chiavaroli, ora Andrea Rossi. In questo primo tempo Andrea Rossi che è reduce da 2 giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro la kick-off nell'ultima casalinga qui il 5 gennaio al Pala Lupatotina, sconfitta 2-4 contro le Lombarde per l'Audace Verona. Rossi squalificato non per una sola giornata ma per 2, perché si leggeva nel referto era andato sulle tribune o comunque vicino al campo, qui sotto, vicino alla balaustra, e continuando a dare indicazioni alle proprie giocatrici, e dunque la pena è stata aumentata, raddoppiata, anziché una sola giornata 2, e dopo quindi le 2 giornate di squalifica scontate, le 2 trasferte di Lamezia e San Martino di Lupari contro la VIP, con in panchina in qualità di primo tecnico il vice Alberto Trattenero. Rientra oggi al proprio posto Andrea Rossi, comunque tra i due, come ribadito più volte nelle scorse settimane anche nelle varie interviste rilasciate al portale Any Given Sunday. Andrea Rossi ha ribadito la propria massima fiducia nel proprio vice, nel proprio secondo allenatore, ricordando anche come abbia più esperienza in panchina rispetto a lui, che quest'anno è la prima, anche se comunque veramente potremmo ricordare la canzone a Bettioli che calcia, bravissima Verdù, e poi Butima che non riesce con il mancino a inquadrare lo specchio della porta. Dicevamo, l'Audace che nonostante adesso si è andata vicina ad incassare lo 0-3, a mio modestissimo avviso ha forse in queste ultime settimane, in questa comunque prima metà abbondante di stagione, raggiunto il massimo livello, il miglior livello fin qui mostrato dalla stagione 2021, quando è appunto per la prima volta arrivata in Serie A, e dunque appunto nelle queste prime 4 stagioni di massima serie, dopo stagioni alquanto travagliate, anche se comunque l'obiettivo minimo della salvezza è sempre stato raggiunto. Quest'anno probabilmente la società del presidente Alessandro Betteghella vorrà raggiungere anche qualcosa in più. Butima cerca il rilancio in verticale per l'inserimento di Bertè, interrotta la traiettoria del passaggio da Arakawa. Riparte comunque il tiki-taka, attenzione a Bettioli che anticipa, salta secca Verdù, ma poi non riesce a depositare nella porta sguarnita per effetto dell'intervento strepitoso, provvidenziale, difensivo da parte di Eleonora Zandonà. Anche per lei gli applausi del pubblico del Pala Lupatotina. Ancora vicina al tris il tiki-taka, ancora con Brenda Bettioli, che prima aveva calciato potente con il destro, un tentativo neutralizzato, respinto da Verdù, e ora aveva saltato l'estremo difensore spagnolo, non riuscendo però a tornare in possesso del pallone nel momento di indirizzarlo verso la porta, appunto rimasta ormai sguarnita per l'uscita dalla propria area di porta del portiere, per effetto del strepitoso intervento difensivo di Eleonora Zandonà. Duda, Butima, negli ultimi minuti comunque il tiki-taka che ha preso stabilmente possesso della gara, del possesso palla, ha costruito le maggiori occasioni per il tris dopo aver rischiato grosso sul deviazione sotto porta di Arakawa, ben servita da Giulia Ferreira. Il autentico miracolo straordinario da parte di Duda. Butima, bello lo scambio con Ortega, attenzione a Bertè, palla dentro, c'è stata una deviazione probabilmente di Verdù, lo scambio era con De Sena, scusate, non con Ortega. Bellissimo scambio sulla banda di destra tra appunto il dai e vai veloce rapido tra Butima e De Sena, e poi Bertè che ha provato il cross, attenzione al colpo di tacco molto bello di De Sena che però non sorprende Verdù. Dall'altra parte il rilancio di Verdù e Duda che esce alla grande su Pomposelli, fermandone l'azione. 2 minuti e 31 secondi da giocare nel primo tempo, sempre doppio vantaggio del tiki-taka. Tentativo funambolico di Pomposelli di superare Bertè, che ha visto di peggio in carriera. De Sena, Butima, Bertè con l'esterno molto bene da Butima, che questa volta non inquadra lo specchio della porta. Grande giocata ancora della numero 23, una delle migliori giocatrici di questo sport a livello, mi sento di dire, anche mondiale, non solo nel nostro paese. Giocatrice tra l'altro che possiamo vantarci di veder
vestire la nostra casacca, la casacca della nostra nazionale, della nazionale azzurra allenata da Francesca Salvatore, di cui forse, se avremo modo, parleremo in seguito di cronaca, perché l'Elite Round per la qualificazione al mondiale si avvicina. Casalingo tra l'altro, Zandona doppia grande giocata, la palla dentro, Bertè in anticipo su Giulia Ferreira che aspettava il pallone sul secondo palo, si invola De Siena, 1 contro 3, fermata da Pomposelli che può ribaltare l'azione del Audace Verona con il dribbling su Bertè, si porta il pallone sul destro, si ferma, poi viene fermata proprio da Bertè che commette il terzo fallo sull'ex compagna di squadra in maglia kick-off e dunque terzo fallo del tiki-taka. Il conto appunto di questa particolare, importante comunque statistica dice 3-1 per il tiki-taka, il punteggio che conta dice invece 2-0, doppietta di Sarabutima poco fa, vicinissima al tris personale e appunto di squadra, con un bellissimo scambio proprio con Adrieli Bertè e un tentativo a lato, a tu per tu con Verdù. Calcia Arakawa direttamente in porta dopo che le ha lasciato l'incombenza della battuta Eleonora Zandona con il destro Arakawa verso il primo palo, è lì ad aspettarla Duda, a concedere dunque il corner all'Audace Verona. Giulia Ferreira, Pomposelli si destreggia bene, Pomposelli che aveva spostato in modo più che regolare Buttima, aveva guadagnato lo spazio giusto per la battuta a rete, poi però un po' perso forse l'abbrivio giusto, l'attimo giusto della battuta, ha calciato male, attenzione alla decisione di Zandona che favorisce Guidotti, bravissima a sradicarle il pallone Pomposelli, a rilanciare l'azione verso Giulia Ferreira verso Pomposelli, clamorosa occasione sciupata dall'Audace Verona, praticamente un 2 contro 0, gran palla di Pomposelli verso Giulia Ferreira che aveva controllato anche bene, non se l'è sentita di calciare a tu per tu con Duda, ha preferito restituire il pallone nel frattempo Arakawa che comunque trova la porta, anche se Duda in due tempi controlla il pallone. Grande giocata davvero di Pomposelli che ha sradicato il pallone a Guidotti, ha rilanciato l'azione della squadra di Rossi, ha servito Giulia Ferreri, ne ha ricevuto il passaggio di ritorno verso il secondo palo, però troppo lungo e in scivolata non è riuscita a indirizzare nel migliore dei modi verso la porta, ormai sguarnita perché Duda era stata tagliata fuori dal passaggio dell'ex Lamezia, ma forse l'ex Lamezia poteva anche calciare verso la porta anziché in modo forse troppo altruista andare di nuovo da Pomposelli con il passaggio di ritorno, il fallo, la spinta di Bettioli alle spalle di Arakawa, quarto fallo del tiki-taka che però non dovrebbe rischiare più di tanto di concedere il tiro libero alla formazione di casa, mancando solamente 18 secondi in questo primo tempo. Pomposelli sul punto di battuta di questo calcio di punizione, un po' davanti alla panchina giallorossa, praticamente una rimessa laterale, tanto che si può andare direttamente per i pali. Fa calciare Pomposelli che calcia direttamente in porta con la punta, un tiro ben indirizzato, anche molto potente, insidioso per Duda che ovviamente non si fida a trattenere, respinge e poi Prenna dall'altra parte che guadagna il corner. Anna Lucia Prenna, una delle giocatrici più interessanti del panorama italiano, con appunto la classe 2002, giovane età, ma già 7 reti lo scorso anno, il tiki-taka del 2021, una quasi delle veterane si può dire della formazione abruzzese, nonostante la giovanissima età, 23 anni da compiere il prossimo 15 dicembre, anzi praticamente 22 appena compiuti. Eva Ortega che batte la rimessa laterale verso Brenda Bettioli. Finisce qui il primo tempo, suona la sirena al Pala Lupatotina, sancisce l'intervallo, la fine del primo tempo al Pala Lupatotina con il tiki-taka avanti 2-0 sulla formazione rossonera di casa per effetto della doppietta di Sarabutima in apertura al primo e al quinto minuto di gioco. Noi ci risentiamo tra poco qui per la ripresa dal Pala Lupatotina.
Bentornati in diretta dal Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto, dove tra pochi istanti Audace Calcio a 5 Verona e Tiki Taka Planet Francavilla daranno il via alla ripresa del gioco con il Tiki Taka che ha chiuso il primo tempo avanti 2-0, reti doppietta di Sara Buttima, il primo e il quinto. Audace poi vicina al pari, scusate, all'1-2 a dimezzare il passivo con Arakawa, la strepitosa risposta da parte di Duda e lo scambio tra Pomposelli e Giulia Ferreira con il capitano rossonero oggi per l'assenza di Puttov che non è riuscita a deviare in porta, una porta sguarnita, mentre invece dall'altra parte vicina al tris, alla tripletta personale Sara Buttima e in un paio di circostanze bravissima sui tentativi di Bertè e Bettioli. Marta Verdù, oltre ad un paio di recuperi difensivi, di salvataggi provvidenziali da parte di Arakawa e Zandonà. E dunque ripresa del gioco con Bertè che riceve subito da Bettioli, prova un tiro cross in diagonale con la deviazione di Pomposelli a concedere il corner dopo soli 14 secondi di gioco in questa ripresa. La Verona che comunque, come per tutto il campionato, ha mostrato una prestazione comunque più che gagliarda contro una squadra decisamente sulla carta superiore. Attenzione al tentativo da parte di Eva Ortega e Buttima sotto porta che ne stava per approfittare, stava per realizzare la tripletta. Brava Verdù, buon riflesso, nuovamente calcio d'angolo dunque con Arakawa che di testa va ad allontanare per qualche istante sul tentativo di Ortega di pescare sul lato debole Brenda Bettioli. Tiki Taka che comunque sta giocando con una sicurezza e una sapienza tecnica, tattica davvero notevole, invidiabile. Davvero in grande fiducia la formazione di Luca Chiavaroli che vuole la terza vittoria consecutiva, vuole raggiungere quota 32 punti in classifica per riportarsi sempre più stabilmente nel gruppone di testa. Lunga fase di possesso quasi in surplus a ritmo basso per il Tiki Taka che poi riesce sempre ad andare dentro in modo verticale, in modo veloce ed accelerare l'azione. Questa volta Bettioli non raggiunge Bertè non raggiunge il pallone servitore dalla compagna. Un po' in difficoltà invece l'Audace nello sviluppare questa manovra di primo possesso fin dalla battuta un po' così naif, diciamo, della rimessa laterale da parte di Zandonà. Duda, Bettioli, Buttima, Bertè e Ortega sul parquet per Chiavaroli. Rossi risponde con Verdù, Arakawa, Pomposelli, Zandonà e Giulia Ferreira. Bertè, fermata da Zandonà in un primo tempo, torna da Buttima all'interno del cerchio centrale del campo. Ortega cambia tutto lato lato da Bettioli che torna centralmente da Buttima, grande dribbling su Arakawa, Buttima calcia e anche questa volta come già in precedenza non trova la porta, dribbling secco, netto su Arakawa, saltata con fin troppa facilità e poi la 23 che a tu per tu con Verdù non riesce ad inquadrare lo specchio della porta per la seconda volta consecutiva. Bella giocata di Arakawa sull'auto di destra, non riesce poi a raggiungere Zandonà, ribalta il fronte del gioco, cerca quantomeno di tramutare l'azione da difensiva a offensiva per il Tiki Taka Ortega, provvidenziale nel fermare l'azione di Arakawa, il passaggio di Arakawa verso Zandonà, poi però troppo lungo il suo servizio sulla destra per Bertè. Buttima riceve proprio da Bertè, serve a rimorchio, Bettioli che calcia col mancino in diagonale, anche lei non inquadra la porta, si distende ma non tocca Verdù. Sul secondo palo c'era anche Ortega pronta ad intervenire, nulla di fatto e dunque si svanisce un'altra azione per il Tiki Taka che in questa apertura di ripresa ha nuovamente azzannato il match, ha approcciato nel miglior dei modi per togliere ogni speranza di rientrare nel match all'Audace che deve ancora portarsi in modo sostanziale dalle parti di Duda per costruire i presupposti per l'1-2. Zandonà cerca di calciare di prima intenzione, svirgolando però la conclusione servita direttamente da Giulia Ferreira. Buttima riceve, salta secco Pomposelli,
si lamenta un po' poi con Bettioli, che forse non era andata nella direzione giusta per andare a dettarle il passaggio centrale. Recupero poi di Giulia Ferreira dopo i dribbling appunto di Buttima su Pomposelli. Grande giocata destro-sinistro sull'out di fronte alla panchina rossonera da parte dell'ex Falconara. Buttima ancora per Bettioli, fermata in un primo tempo da Zandonà, recupera il pallone la 11, la gioca verso la 23, poi Eva Ortega che va centralmente da Bettioli, anticipata da Zandonà che però svirgola nuovamente il pallone concedendo la rimessa laterale in zona offensiva al tiki-taka Francavilla. Rimessa battuta da Bettioli, all'indietro da Buttima, consolida la propria posizione stabile nella metacampo rossonera il tiki-taka. Bertè spalla alla porta, fermata regolarmente da Arakawa. Zandonà fa ripartire Giulia Ferreira. Giulia Ferreira calcia, brucia, Duda riapre la sfida al quarto minuto all'improvviso dopo aver subito per lunghi tratti. L'Audace non molla, riapre la sfida 1-2. Giulia Ferreira. Questa squadra davvero ha raggiunto e ha acquisito, nel frattempo viene ammonita per proteste. Eva Ortega, che ha lasciato nel frattempo il campo a De Siena. Diciamo questa squadra ormai ha acquisito e ha raggiunto una grande fiducia, una grande sicurezza nei propri mezzi, anche in qualche fase di sofferenza e di resistenza contro un avversario di caratura superiore e con obiettivi più alti, con obiettivi scudetto. Riesce a reagire, a resistere e a rispondere sempre colpo su colpo, e dopo una lunga fase appunto di resistenza, di difesa comunque sempre ordinata e senza mai scomporsi, è riuscita a ripartire veloce con l'imbucata centrale di Zandonà per Giulia Ferreira, che si è presentata tu per tu con Duda e con una puntata col mancino, col piede forte, ha bruciato Duda per l'1-2 all'interno del quarto minuto di gioco. Tutte le reti fin qui nei primi minuti delle due frazioni, dentro i primi 5 minuti la doppietta di Buttima nel primo tempo, e ora il quarto della ripresa, l'1-2 realizzato da Giulia Ferreira con il quarto gol stagionale, mentre nel frattempo viene ammonita Buttima con il secondo giallo estratto nel giro di pochi minuti da Carlotta Filippi, primo arbitro oggi, sezione AIA di Bergamo. Il secondo è Amedeo La Calamita di Bari, al crono Denis Preccai di Treviglio. Così abbiamo anche ricordato la terna arbitrale oggi presenta il Palla Lupatotina. Dicevamo dunque Buttima che ha perso palla sulla pressione di Pomposelli, la poi ha battuta una volta che appunto la 2 rossonera cercava di riportarsi in zona avanzata. Giallo sacrosanto più che corretto estratto da Filippi, e dunque secondo cartellino dopo quello verso Ortega, estratto all'indirizzo di Ortega per proteste. Arakawa centralmente per Pomposelli che non controlla bene, perde l'abbrivio giusto, è costretta a tornare indietro, trova bene Arakawa, poi non benissimo invece perché la giapponese si è portata il pallone fuori, o meglio non è riuscita a controllare il pallone, un pallone più che complicato servitole da Arianna Pomposelli. Buttima cerca di accentrarsi, va poi a destra da De Siena, si alza su di lei in pressione Giulia Ferreira. Bettioli con la suola, ancora con la suola De Siena verso una compagna che non c'è. Zandonà prova a ripartire, Zandonà per Giulia Ferreira. Giulia Ferreira! La pareggiata l'Audace Verona al quinto minuto, nel giro di 60 secondi la doppietta di Giulia Ferreira. Due azioni di ripartenza straordinaria dell'Audace Verona al Pala Lupatotina a 15 minuti e 7 secondi dal termine, 2-2. Doppietta personale di Giulia Ferreira, l'ex Lamezza, che dunque raggiunge quota 4 in stagione, anzi scusate, raggiunge quota 5 in stagione, da aggiornare lo score dopo le reti realizzate contro la Lazio, contro la Kick-Off qui nella prima del nuovo anno e poi contro la propria ex squadra, contro il Royal Team Lamezia. Sono arrivate le reti numero 4 e 5 in stagione nel giro di pochissimi secondi, al quarto e al quinto
della ripresa, con due ripartenze bellissime gestite dall'Audace Verona, gestite sempre con l'ausilio, con l'aiuto di Eleonora Zandonà. E dopo la rete dunque del 2-2 costretto a chiamare il cambio, il time out, scusate, Luca Chiavaroli, sorpreso forse come tutte le proprie giocatrici dal recupero, dalla rimonta dell'Audace, che ha rimesso in piedi una partita che sembrava persa, o meglio che sembrava stabilmente nelle mani del tiki-taka, stabilmente in controllo per la formazione giallo-rossa abruzzese, che stava sfiorando a più riprese il 3-0, che stava tenendo a lungo il pallone, costruendo i presupposti per chiudere o forse comunque indirizzare in modo sempre più netto la gara verso l'Abruzzo, verso dalla propria parte. E invece l'Audace ha resistito, si è difesa sempre con ordine, sempre senza mai scomporsi, e con due ripartenze velocissime in verticale sull'asse Zandonà-Giulia Ferrera ha trovato la doppietta della propria numero 12, che ha bruciato due volte Duda con il mancino, con grande freddezza. Una qualità, un'arma a lungo, troppo a lungo mancata alle giocatrici di Andrea Rossi, che ora stanno davvero nelle ultime settimane. Una grande giocata di Butima che salta in un primo tempo a Rakawa, poi c'è proprio Giulia Ferrera che recupera. E dicevamo, le giocatrici di Andrea Rossi che dopo una prima parte di campionato in cui hanno seminato molto e raccolto poco, con tanti risultati, tante partite in cui avrebbero meritato decisamente di più, stanno finalmente raccogliendo quanto di buono appunto seminato e proposto nel corso della prima metà di stagione, meritato anche, meritatamente, stanno incassando. Giulia Ferreira cerca un dribbling su De Sena, che rinviene con vigore su di lei, le mette il pallone in fallo laterale. Comunque un'azione importante di break per Giulia Ferreira, che guadagna comunque una preziosa rimessa in zona offensiva dal lato destro del fronte offensivo rossonero. Pomposelli calcia direttamente, coordinandosi alla grande e piegando il corpo nel migliore dei modi. Non sorprende però Duda, che raccoglie il pallone. Conclusione centrale da parte della 2. De Siena cerca di calciare, la ferma proprio Giulia Ferreira, indemoniata in questa fase. Giulia Ferreira che prova a ripartire da sola, viene fermata da Bettioli e poi sgambettata Giulia Ferreira involontariamente. Gesto d'intesa tra le due. Bettioli aveva anticipato Giulia Ferreira, aveva servito Duda, poi c'è stato un incrocio della corsa tra le due. Terminare a terra è stata la numero 11 in maglia bianca, con dettagli giallo-rossi. Primo fallo della ripresa quindi anche dell'Audace Verona dopo quello commesso da Butima, è costato il giallo alla numero 23 in precedenza su Pomposelli. Attenzione a Bettioli che ha un po' di spazio col mancino, calcia, la ferma Pomposelli, evita che il pallone scorra fuori oltre la linea laterale del campo. Butima sarebbe stata rimessa per l'Audace Verona. Siamo entrati nell'8° minuto, mancano 12 minuti e 50 secondi in questa partita, tutti da vivere, tutti da raccontare. Ancora Rakawa, bravissima anche lei, una delle migliori in stagione e soprattutto in quest'ultima parte di campionato per l'Audace Verona. È andata con vigore, con decisione a fermare l'azione del tiki-taka, a concedere solamente la rimessa laterale. Ortega cerca un passaggio in verticale senza trovare alcuna compagna. Pomposelli subito da De Cao che controlla bene, De Cao all'indietro da Rakawa che calcia, viene fermata da De Siena e poi con intelligenza, con esperienza, Ortega a difendere la rimessa dal fondo per la propria squadra, già battuta da Duda. 12 minuti e 13 secondi, tutti da vivere, tutti da gustarci sul canale YouTube ufficiale della Divisione Calcio 5 su Futsal TV, con l'Audace Verona che è rientrata alla grande nella partita, anzi l'ha non solo riaperta ma anche riagguantata con la doppietta tra il quarto e il quinto della ripresa di Giulia Ferreira, doppietta che risponde all'altra doppietta sempre nella stessa porta, sempre nei primi 5 minuti però del primo tempo da parte di Sara Butima, poi più volte vicina al tris, ma poi l'Audace è rientrata assolutamente nella gara e l'ha pareggiata. Si scalda anche Greta Maritti, vista solo in apertura di gara all'inizio dopo della partita e poi non più rientrata, non più proposta da Andrea Rossi. Perde palla l'Audace dopo la battuta del corner, ribalta l'azione tiki-taka con il duello tra le due numero 11, il fallo forse un po' discutibile fischiato da Zandonà su Bettioli, con
Filippi che va forse a sanzionare, a segnalare un'azione di pressione, una carica un po' troppo prolungata da parte di Zandona su Bettioli, e dunque a 11:45 il secondo fallo di questa ripresa per l'Audace Verona. 2-1 i falli, 2 per l'Audace Verona, 1 per il Tiki Taka Francavilla. 2-2 il punteggio che conta, doppietta di Buttima, doppietta di Giulia Ferreira. Calcio di punizione dalla 3/4 offensiva per il Tiki Taka, lo batte Bertè che riceve poi ancora da Buttima. Si è alzata molto bene in pressione Elena De Cauda, davvero nessuna giocatrice dell'Audace sta sbagliando qualcosa a livello difensivo nelle letture tattiche in questo match, soprattutto in questa ripresa, soprattutto negli ultimi minuti. Forse fallo su Diecao, nulla da segnalare per gli arbitri. Diecao ha già ricevuto da Arakawa con la suola verso Zandona che calcia, non inquadra lo specchio di porta, ma in questo momento il pala Lupatotina è letteralmente in visibilio per le proprie giocatrici, mentre Tiki Taka è in difficoltà. Anche De Siena in questo momento non controlla un pallone facile appoggiatole con le mani da Duda. Il tiro poi di Pomposelli lontano allo specchio della porta, difesa proprio dall'estremo difensore brasiliano. Lato Ortega per Bettioli, su di lei Arakawa, il taglia fuori anche di Bertè, poi Ortega che calcia, sulla traiettoria c'è Eleonora Zandona. Davvero strepitosa partita difensiva dell'Audace, strepitosa lettura e strepitosa interpretazione della gara di Andrea Rossi, del suo staff e applicato dalle sue giocatrici. Con una fase di difesa perfetta, sempre puntuale, sempre precisa e anche veloci, incisive, ficcanti ripartenze, 2 delle quali hanno portato alla doppietta di Giulia Ferreira. Anche fredda, cinica, concreta l'Audace finalmente dopo tante partite in cui ha sprecato l'inverosimile. Attenzione Ortega la giocata, a saltare Pomposelli, a disorientare poi anche Verdù, non è riuscita però a raggiungere Bettioli. Con il proprio passaggio si è chiusa nuovamente bene la difesa dell'Audace. Ci stiamo per avvicinare alla metà della ripresa, 10 minuti e 20 secondi, ancora tutti da vivere su Futsal TV e sul canale YouTube della divisione. Ortega all'interno del cerchio di centrocampo. De Siena torna proprio dalla 14 spagnola, che allarga sulla destra per Bertè, che riceve, cerca e trova Bettioli che recupera il pallone, lo gestisce prima che superi la linea laterale, mentre poi è Ortega a sprecare il possesso, andando con un passaggio fuori misura verso Adrieri Bertè. Pomposelli, lancio lungo verso Zandona, con la testa Zandona non scavalca Duda. Altra però azione letta male da parte della difesa del Tiki Taka. Attenzione a Bertè, con Zandona che fa sfilare, rilancia poi il pallone lontano di qualche metro. Bettioli calcia bene col mancino, respinge Verdù. Bertè non trova Buttima, si chiude bene la difesa dell'Audace Verona, con la grande scivolata di Giulia Ferreira che prova a involarsi, punta occhi negli occhi Bettioli, che poi le mette il pallone in fallo laterale. Applausi a scena aperta del pala Lupatotina per Giulia Ferreira, autentica mattatrice dell'incontro, non solo per i 2 gol, anche se sicuramente una grande parte la recitano anche i 2 gol realizzati e messi a referto sul tabellino, che hanno portato l'Audace da 0-2 al 2-2. Ma davvero encomiabile la partita di Giulia Ferreira, da applausi anche per le letture difensive e le veloci azioni di ripartenza ad alleggerire la pressione del Tiki Taka, soprattutto nei momenti appunto in cui la pressione è più alta, più intensa. È proprio Giulia Ferreira che ha battuto questa rimessa laterale per l'Audace Verona in collaborazione con Pomposelli. All'indietro da Verdù, il lancio lungo verso Arakawa, pollice alzato per la giapponese verso la spagnola, anche se il pallone è troppo lungo da controllare. Comunque ha apprezzato il tentativo del proprio portiere, l'ex Atletico Foligno. Bertè da Duda, ravvicinato il tocco per Guidotti, molto bene per Buttima, anche se si inserisce Pomposelli. Ancora Guidotti a recuperare la corta respinta di Arakawa. Nel frattempo si lamenta
Andrea Rossi all'indirizzo di Carlotta Filippi, che ferma il gioco in modo da andare a redarguire, andare a tranquillizzare il tecnico espulso nella sua ultima partita in panchina, e poi appunto destinatario di una squalifica di 2 turni appunto scontate nelle 2 trasferte di Lamezia e San Martino di Lupari. Rientra in panchina oggi. Il lancio poi di Verdù, una zona in cui c'è solo Duda, la dirimpettaia, che recupera il pallone e lo cede a Butima. De Siena, Bertè ha un po' di spazio centralmente, guadagna qualche metro. Bertè con l'esterno verso De Siena, ha letto bene Caterina Biasiolo, che rientra sul parquet e gestisce bene il possesso Arakawa. Ferreira può andare col mancino verso il primo palo, un tiro che era ben diretto verso lo specchio della porta, dentro lo specchio difeso da Duda, che però ci mette le manone e devia in corner, concedendo un giro a Arianna Pomposelli. 8:16, altra velocissima ripartenza, brava Biasiolo a recuperare, bravissima Arakawa ad imbucare per Giulia Ferreira, palla sotto porta, la palla che rimane lì, non riescono a coordinarsi né Arakawa né Giulia Ferreira per indirizzare oltre Duda il 3-2. 8 minuti ora al termine. Butima, Bertè, troppo lungo il passaggio di ritorno a Butima, brava Biasiolo che poi con l'esterno va da Giulia Ferreira, la insegue Butima. Giulia Ferreira si trascina il pallone fuori, era andata ad infilarsi in un imbuto troppo trafficato tra Guidotti e Butima. Ha comunque portato il pallone di là, alleggerendo nuovamente la pressione per qualche secondo. Rischia, anzi no, non riesce Butima a recuperare il pallone prima dell'uscita dal campo su un passaggio e su un malinteso con Adria Libertà, in difficoltà tiki-taka in questi ultimi secondi di gioco, anche proprio nel ripartire, nel far partire con pulizia, con precisione l'azione dal basso. Giulia Ferreira verso Biasiolo, ancora dalla 12 brasiliana, all'indietro dal proprio portiere spagnolo. Verdù osserva il movimento delle compagne, va lungo da Arakawa, va lungo anche Duda da Butima, bravissima Caterina Biasiolo, rientrata alla grande sul parquet in questo frangente, in questi ultimi minuti. Davvero si è fatta trovare molto pronta l'ex Duomo Chieri. All'Audace dalla stagione 21-22, quella appunto del debutto in Serie A, stagione del debutto in Serie A anche del tiki-taka, e appunto milita da 4 anni nella massima serie, appunto come le rossonere veronesi. Bettioli, serve Duda che guadagna metri, va da Eva Ortega che torna proprio da Duda che guadagna stabilmente la metà campo offensiva. Situazione di power play per il tiki-taka con il portiere di movimento, anche se è anche il portiere di ruolo, Duda. Bertè ha un po' di spazio, anzi no, torna indietro, l'ha chiusa bene Pomposelli. Bettioli ancora verso Duda, si difende bene, 2-2 l'Audace. Duda, Bettioli, Bertè, ora sì che ha un po' di spazio, non riesce però ad andare da Butima verso l'angolo, nel mezzo spazio di destra. Ancora Bertè e Bettioli e Duda a consolidare il possesso in zona diciamo arretrata della metà campo offensiva giallorossa. Sulla 3/4 Bettioli ancora verso Bertè, ancora con l'esterno della 11 che deve allargare, anzi torna da Butima che però non ha spazio e torna indietro. Duda all'inizio da Bertè che deve impegnarsi per controllare il pallone, lo fa comunque molto bene. Bettioli, Butima, ancora lunghissima fase, siamo entrati nel 15° minuto della ripresa. 2-2 il Palla Rupatotina, partita bellissima, tutta ancora da seguire, tutta ancora da vivere. Butima un po' di spazio, cerca Duda e trova il vantaggio per il tiki-taka al 15°. Azione magistrale, azione condotta con pazienza e grande qualità del tiki-taka, che trova con il proprio portiere, che praticamente è un attaccante aggiunto, il gol del 3-2, il nuovo vantaggio a 5:48 dal termine del match. Terzo gol stagionale di
Duda, Edoarda Sucek, Edoarda Caroline Sucek per tutti Duda, e a 5:48 dal termine della gara del Palla Lupatotina trova il gol del 2-3, coronando e definendo con grande qualità e anche senso del gol una lunghissima azione di possesso del tiki-taka. Attenzione alla palla verso Bertè che cerca il pallonetto, non c'era però lo spazio necessario per scavalcare Verdù e far appunto scendere il pallone prima della linea di porta, troppo ravvicinato. Palla che quindi va alta sulla traversa, gran palla comunque poi di Buttima verso Bertè, che ha solamente sfiorato il 7° gol del proprio campionato. Giulia Ferreira cerca l'imbucata per Arakawa dopo aver ricevuto la Pomposelli, si inseriva bene centralmente la giapponese. Altra bella azione però dell'Audace Verona, diciamo dunque di Duda, che da portiere ha trovato il terzo gol, ma come vedete Chiavaroli non ha la necessità, non ha il bisogno di inserire il portiere di movimento, una giocatrice di movimento come portiere di movimento nelle fasi appunto di power play. Attenzione a Giulia Ferrer che questa volta va a strozzare troppo il mancino che si perde sul fondo, perché appunto il portiere di movimento ce l'ha già tra i pali, anche quello di ruolo. Si sdoppia praticamente la brasiliana con grande qualità, grande sapienza tecnica e tattica, e va anche a coronare l'azione di possesso, l'azione di power play con la rete sull'assist proprio di Buttima. 2 gol e un assist per lei. La giocata da parte di De Siena, il fallo di Nanako Arakawa, 4 minuti e mezzo. È il terzo fallo dell'Audace in questa ripresa. Calcio di punizione dunque per il tiki-taka con Sara Buttima sul punto di battuta. Posizione sulla 3/4 ma decisamente spostati sulla sinistra, quasi sulla linea laterale. Lascia a Ortega Buttima, calcia colpendo in pieno Pomposelli Bettioli. Guadagna dunque una rimessa laterale dallo stesso punto di battuta della punizione di pochi secondi fa il tiki-taka Francavilla di Luca Chiavaroli, con De Siena che è rientrata. Sono ora con lei e Duda sul parquet, Bettioli, Buttima e Ortega. Riceve proprio da Buttima De Siena. Torna indietro da Ortega che smista nuovamente sulla sinistra per Bettioli, che cerca di portarsi il pallone sul destro, lo fa ma senza andare al tiro, semplicemente allargando per Ortega, che non sorprende, non salta Elena De Cao. Taglia tutto Ortega verso Buttima, che però poi non riesce a raggiungere il pallone, non lo raggiunge nemmeno Arakawa, che però appunto inganna la numero 23 maglia bianca, guadagnando dunque una rimessa laterale per l'Audace Verona, che a 3 minuti e 50 secondi deve produrre nuovamente uno sforzo aggiuntivo, supplementare, per riprendere nuovamente la gara come fatto in precedenza con la doppietta di Giulia Ferreira. De Cao all'indietro da Pomposelli, con un po' di fortuna riesce ad evitare che il pallone torni in possesso di Eva Ortega, che poteva lanciarsi a tu per tu con Verdù, che sbaglia il rilancio. Riesce comunque in qualche modo De Cao, attenzione, 2 contro 1, De Cao allarga verso Giulia Ferreira, c'era un po' di spazio, era rimasta a terra Bettioli. C'era un'occasione importante per l'Audace, quasi sorpreso, è rimasta a terra, anzi si tratta di Rebecca De Siena, è rimasta a terra, si era creata una condizione di 2 contro 1 con De Cao fronteggiata solamente da Eva Ortega, ma con Giulia Ferreira libera sulla sinistra, servita troppo tardi da Elena De Cao in modo non perfetto, probabilmente anch'essa sorpresa dall'evolversi dell'azione, dall'evoluzione appunto dell'azione che aveva subito l'azione. Attenzione a Guidotti che ha ricevuto, Guidotti cerca sul secondo palo De Siena, allontanato molto bene Arakawa, anche lei davvero una grandissima prestazione sui due lati del campo, offensivamente e difensivamente. Bella giocata di Bettioli a spezzare il raddoppio, servire Buttima, la palla verso De Siena che calcia, trova la deviazione di Elena De Cao, autorete a 2 minuti e 50, chiude probabilmente la gara, il tiki-taka, autorete sfortunate di De Cao sul tentativo di De Siena, 2-4.
È andato a chiamare time out ora Andrea Rossi, che quindi va a cercare di dare le ultime indicazioni alle proprie giocatrici per questi ultimi 170 secondi di gara, 2 minuti e 50, mentre possiamo andare a vedere i risultati che stanno maturando, che sono maturati, che è maturato un solo risultato sugli altri campi, con la vittoria nella partita delle 15 del Cagliari sull'Atletico Foligno 1-0 al Pala Paternesi di Foligno, con la rete di Andresa Queiroz decisiva per la formazione di Moreno Giorgi. E dunque Cagliari che fa un passo importante in classifica, raggiunge quota 12, mettendosi per ora e stabilendosi per ora al nono posto, un solo punto dall'Audace Verona, che stando così le cose resterebbe ferma a 13 punti, mantenendo comunque e mantenendo invariata la propria posizione, la propria ottava posizione, che appunto a fine stagione varrebbe i playoff. Tiki-taka che invece con questi 3 punti andrebbe a 32, ma aspettiamo a dare il giudizio finale sulla gara. L'unico finale appunto di oggi è finora lo 0-1, la vittoria esterna del Cagliari al Pala Paternesi di Foligno sull'Atletico Foligno. Alle 18 chiuderà il quadro Okasa Falconara Kickoff, grande match da seguire sempre su Futsal TV e sul canale YouTube ufficiale della divisione calcio a 5. Portiere di movimento per l'Audace è Arianna Pomposelli con la divisa vestita in precedenza da Verdù. 2 minuti e 25 secondi, alta la pressione il tiki-taka, cercando di allontanare di qualche metro l'Audace Verona, che ha perso un po' di slancio, ha perso anche un po' forse di fiducia negli ultimi minuti, battuta 2 volte appunto anche dal fuoco amico, anche se è stata più che sfortunata ed esente totalmente da colpa Elena De Cao per la rete del 2-4. 120 secondi, siamo entrati ora negli ultimi 2 minuti. De Cao riceve da Arakawa e le ritorna il pallone, lunga fase con l'Audace che non trova lo spiraglio giusto. De Cao nel mezzo spazio di sinistra, in quello di destra Giulia Ferreira, da ultimo Nanako Arakawa non riesce a muovere sufficientemente il pallone. Ora Maretti, rientrata sul parquet, che trova Pomposelli, la trova bene. Pomposelli che prova la preghiera da posizione defilata, svirgolando con il destro, troppo lontano. Arakawa molto bene con la testa a cercare a trovare Maretti, che sterza sul destro, torna da Arakawa, che ora però perde l'attimo giusto, deve fermarsi, attendere la risalita di Pomposelli. 80 secondi, Audace che deve velocizzare per rientrare velocemente, per firmare nuovamente il -1 e giocarsi tutto nel finale. Arakawa molto bene da Pomposelli, Pomposelli che calcia, Buttima ferma Maretti, poi allontana Bertè però senza andare nemmeno vicino alla porta, rimasta sguarnita ovviamente, perché ora Pomposelli, il portiere di movimento dell'Audace Verona, va provato un tiro cross. Pomposelli cercando di premiare l'inserimento sul secondo palo di Maretti, aveva però intercettato il passaggio Sara Buttima. Ancora Pomposelli che cerca nuovamente il servizio sul secondo palo nuovamente per Maretti. Questa volta la deviazione è di Guidotti, se non vado errato. Calcio d'angolo per l'Audace, 52 secondi dal termine. De Cao da Arakawa, di nuovo da Giulia Ferreira, ancora a Ferreira che questa volta va a servire male, fuori misura Greta Maretti, va probabilmente ad esaurirsi qui la spinta e la speranza dell'Audace Verona di rientrare nel match, anche se di secondi ne mancano 40 in questo splendido sport molto spesso crudele. Può succedere sempre di tutto. Alta la pressione dell'Audace Verona, con la grande capacità però del tiki-taka di uscirne. Attenzione a De Sena, De Sena, la porta è vuota, De Sena le toglie probabilmente il gol Sara Buttima, festeggiano comunque le due. Chiude la gara il tiki-taka, che dunque va a conquistare la 10ª vittoria stagionale, 5-2 il tentativo di De Sena verso Buttima, dopo che il tiki-taka aveva saltato benissimo la prima pressione, la pressione alta dell'Audace, con la solita grande maestria, la solita grande capacità tecnica. De Sena aveva cercato Buttima, la deviazione aveva comunque favorito De Sena, che poi aveva trovato la porta sguarnita con Pomposelli uscita.
Attenzione a Maretti che trova il 3-5, 11 secondi dal termine. Primo gol in Serie A di Greta Maretti, meritato premio a un'altra ragazza che sta lavorando davvero benissimo, gestita con sapienza, con oculatezza, con grande bravura da Andrea Rossi. E Greta Maretti, laterale classe 2001 ex Bagnolo, trova meritatamente il primo gol in Serie A in carriera. 3-5, Audace che rientra, o meglio rende meno amaro, meno pesante il passivo. Ancora Maretti che calcia addosso a Duda ignorando De Cao. Non sarebbe cambiato granché, forse il 4-5 sarebbe magari stato utile in ottica differenza reti, più che aver danneggiato il tiki-taka avrebbe favorito per il proseguo della stagione l'Audace Verona, ma tant'è, finisce 3-5, tanti meritatissimi applausi per l'Audace Verona, applausi anche per il tiki-taka che ha portato comunque a casa con grande esperienza e mestiere, una partita difficile, difficilissima e complicatasi oltremodo nella ripresa, con la grande reazione dell'Audace Verona che aveva rimesso in piedi alla grande la partita. Grandi applausi del pubblico del Palalo Patotina, meritati sia dall'Audace Verona che del tiki-taka. Ricordiamo dunque il risultato finale: il tiki-taka Francavilla di Luca Chiavaroli ha vinto 5-3 il Palalo Patotina sull'Audace Verona di Andrea Rossi. Per il tiki-taka nel primo tempo la doppietta di Sara Butti, ma nella ripresa l'Audace rimonta e si porta sul 2-2 con la doppietta di Giulia Ferreira. Poi Duda, l'autorete di De Cao e la rete, non so se di De Siena o di Butti, ma che aveva toccato praticamente in prossimità della linea di porta, hanno portato appunto il tiki-taka sul 5-2 a 11 secondi dal termine. Greta Maretti per il definitivo 3-5. Audace che resta ferma, quota 13 punti in classifica, ma mantiene comunque intatto il proprio ottavo posto, anche se il Cagliari, Corsaro a Foligno, si avvicina a -1. Tiki-taka che invece sale a quota 32 punti, 10ª vittoria in stagione per la formazione abruzzese, e si porta momentaneamente, in attesa delle altre partite, al secondo posto in classifica, a un punto dal Pescara, capolista momentanea però con il Bitonto che riposa e quindi avrà una partita in meno, e la kick-off e il Falconara kick-off che giocheranno alle 18 a chiudere il quadro di questa 15ª giornata di Serie A Fables. Per la 16ª invece, la terza di ritorno, Audace e Tiki-taka saranno impegnate domenica prossima, domenica 2 febbraio alle 14:30, l'Audace proprio contro il Cagliari, in un match dunque che è uno scontro diretto per l'ottavo posto, partita davvero da seguire. E alle 15:30 invece Tiki-taka che ospiterà al Pala Rigopiano di Pescara il Pescara in un grande derby abruzzese. Tutto da seguire, tutte le partite come sempre sul canale YouTube ufficiale della divisione Calcio a 5 e su Futsal TV. Io ringrazio dunque FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, e oggi impegnato anche con le riprese dal campo, e vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento ai prossimi grandi impegni di Calcio a 5 su Futsal TV e sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. Un saluto, alla prossima da Giacomo Mozza.